e si misero d'accordo per venire a confortarlo e a consolarlo. Alzati gli occhi da lontano, essi non lo riconobbero e piansero ad alta voce. Stracciarono i mantelli e si cosparsero il capo di polvere gettandola verso il cielo. Rimasero seduti per terra presso di lui 7 giorni e 7 notti. Nessuno di loro gli disse parola, perché vedevano il suo dolore, che il suo dolore era molto grande. Immaginate la situazione che era Giobbe. Era anche ammalato al punto che i suoi amici, cari, stretti, non hanno riconosciuto lui. E loro che erano venuti per consolarlo, una volta vedendoli, sono rimasti zitti per 7 giorni. Così Giobbe ha raggiunto il suo limite. Nel capitolo 3, di 1 a 4, dice: allora Giobbe aprì la bocca e maledisse il giorno della sua nascita e cominciò a parlare così: perisca il giorno che io nacqui e la notte in cui si disse è stato concepito un maschio. Quel giorno si converte in tenebre, non se ne curi Dio dall'alto, né splenda su di esso la luce. Giobbe era in un livello che ha persino maledetto il giorno della sua nascita, ha desiderato non esistere. E Giobbe continua a farlo, versi 11 a 16. Perché non morì fin dal seno di mia madre? Perché non ispirai appena uscito dal suo grembo? Perché trovai delle ginocchia per ricevermi e delle mamelle da poppare? Ora giacerei tranquillo, dormirei e avrei così riposo, con i re e con i consiglieri della terra che si costruiscono mausolei, con i principi che possedevano oro e che riempirono d'argento le loro case. Oppure come l'aborto nascosto, non esisterai, sarei come i feti che non videro la luce. Guardate il livello di sofferenza per arrivare a questo punto. Un uomo che era fedele al Signore, che è fedele al Signore, un uomo giusto, un uomo corretto. Poi inizia il discorso tra Giobbe e i suoi amici nel capitolo 38 e 39, anzi fino al capitolo 38 e 39, dove Dio inizia a parlare con Giobbe. 38, 1 a 3. Allora il Signore rispose a Giobbe dal seno della tempesta e disse: chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Cingiti i fianchi come un prode, io ti farò delle domande e tu insegnami. E Dio inizia a argomentare con Giobbe quasi che dicendo: ragazzo, chi sei tu? Oppure, chi credi di essere? Stai attento, preparati però, perché ora inizierò a dire chi sono io. E Dio inizia a parlare dando esempi che praticamente come se dicesse: io ho creato l'universo, io ho creato tutto che nele ha. Cosa credi di sapere che io non lo sappia? Che non sia stato io a creare, io a fare? Io faccio la neve, faccio la pioggia, faccio le grandine. Ho creato gli animali e li do io da mangiare. Poi Dio finisce il suo discorso dicendo: vuoi veramente discutere con me? Capitolo 40, versi 3 a 5. Allora Giobbe rispose al Signore e disse: ecco, io sono troppo meschino. Che ti potrei rispondere? Io mi metto la mano sulla bocca. Ho parlato una volta, ma non riprenderò la parola. 2 volte, ma non lo farò più. Finalmente Giobbe aveva iniziato a capire. Ma Dio ha parlato ancora con Giobbe. Capitolo 40, verso 8. Vuoi proprio annullare il mio giudizio? Condannare me per giustificare te stesso? E quante volte noi non abbiamo pregato chiedendo qualcosa a Dio? Magari un miracolo, magari una guarigione, e la risposta che abbiamo ricevuto non era quella che volevamo. E a volte quando questo capita
ci troviamo lì davanti a Dio a lamentarsi. Perché non mi hai ascoltato? Perché non hai fatto quello che ho chiesto? Anche con Giobbe non è stato così. La preghiera di Giobbe non è stata risposta, anzi, è stata risposta, ma non come lui voleva. Capitolo 42, 1-3. Allora sì, che Giobbe ha iniziato a vedere il tutto, ha capito il tutto, ha visto che sì, la sua preghiera era stata risposta, non come voleva, ma meglio, anche se lui ha dovuto passare per tutto quello. Versi 1-3. Allora Giobbe rispose al Signore: Io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Era la domanda che Dio aveva fatto a lui. Sì, ne ho parlato, ma non capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Versi 5-6. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere, sulla polvere e sulla cenere. Verso 10. Quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, il Signore lo ristabilì nella condizione di prima e gli rese il doppio di tutto quello che già gli era appartenuto. La preghiera è stata risposta. Giobbe non ha mai saputo come è iniziato la cosa, ma ha saputo come è finito. Alla fine ha capito che lo scopo di Dio è ristabilire questo vero rapporto tra loro due. Ma per questo, perché capitasse, ha dovuto soffrire e non poco. Ha perso i figli, ha perso i beni, ha perso la salute a ponto di non voler vivere. E non è bastato. Ha dovuto essere esortato e rimproverato da Dio stesso perché riuscisse a capire. La risposta di Dio possiamo definire che è stata, tra virgolette, Giobbe, la tua sofferenza ha un scopo. So che tu sai, tu vuoi che finisca, ma la tua sofferenza ha un scopo e non passerà finché non avrò raggiunto il mio obiettivo. La preghiera di Giobbe non è stata invana, ha soltanto ricevuto una risposta diversa in un tempo diverso, ma il risultato finale è stato molto meglio di quanto poteva aspettare. Non perché ha ricevuto tutto in doppio, ma perché, come ha detto lui, prima conosceva Dio soltanto di ascoltare, ma ora è arrivato in un punto che i suoi occhi riuscivano a vedere. Ho messo una semplice illustrazione che facevamo da piccoli in un ministero con gli sport, con il calcio, nella mia chiesa, per evangelizzare, ma è un modo interessante. Ho fatto all'improvviso, molto veloce, quindi è semplice, ma riuscite a capire, no? Qual è la idea? Il circolo è la nostra vita. C'è il nostro trono della nostra vita e noi siamo seduti lì. Dio è fuori. Così è la vita di un non credente. Lui forse non sa nemmeno chi sia Dio, chi sia Cristo, cosa ha fatto Gesù per lui. È proprio un'altra storia. Quando ci convertiamo, quando conosciamo a Dio, quando iniziamo ad avere un rapporto con Dio, la cosa cambia. Dio passa a fare parte della nostra vita, ma di solito è lì accanto. Continuiamo ad essere il centro della nostra vita e lo lasciamo lì. È importante, so che ha il suo valore, vado in chiesa, prego, canto, ma insomma, della mia vita faccio io quello che voglio. Io sono il re della mia vita.
Il processo di santità è il processo in cui noi lasciamo il trono della nostra vita e permettiamo che sia Dio a governarla. Consegniamo il nostro trono a Cristo Gesù e noi restiamo accanto. Questo è il processo di santità, mi è sfuggita la parola, di sembrare sempre di più con Cristo Gesù. Assomigliare, grazie. Sempre di assomigliare con Cristo. Lasciare il controllo della nostra vita a Lui e noi passiamo a essere coadiuvanti. Si dice? Coadiuvanti? Come si dice? Il principale è Cristo, io sono il secondario. Meglio. Avete capito più o meno il senso della illustrazione? Per finire, vorrei finire con il capitolo 8 di Romani, versi 26 a 28. Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alle nostre debolezze. Vi ho parlato che l'olio era una rappresentazione dello Spirito Santo, no? Adesso abbiamo lo Spirito Santo con noi. Allo stesso modo ancora lo Spirito Santo viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede Egli stesso per noi, con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quello che sia il desiderio dello Spirito, perché Egli, lo Spirito, intercede per i santi secondo il volere di Dio. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono stati chiamati secondo il suo disegno. Noi non sappiamo pregare perché quando preghiamo pensiamo soltanto a noi stessi, ai nostri desideri, alle nostre volontà. E anche se volessimo non siamo neanche in grado di capire il disegno di Dio. Ma grazie allo Spirito Santo che vive in noi, Lui stesso prega in nostro favore. E nonostante possa sembrare di no, magari ai nostri occhi le cose non abbiano soluzione, tutte le cose cooperano per i beni di coloro che amano Dio. Preghiamo. Grazie Padre, grazie perché anche se siamo deboli, anche se siamo limitati, anche se non sappiamo vedere, non riusciamo, non possiamo vedere il suo piano per la nostra vita, noi sappiamo che nella tua sovranità tu ci prendi cura di ognuno di noi, Signore. Tu sì sai cosa è il meglio per noi, anche se in mezzo alla sofferenza, anche se in mezzo al dolore, tu hai un scopo, Signore. E questo non passerà finché il tuo scopo non sarà raggiunto. Dacci saggezza, Signore. Dacci la saggezza di Giobbe per capire che non è attraverso le nostre forze, ma soltanto consegnando le nostre vite nelle tue mani, il trono della nostra vita nelle tue mani, è che saremo in grado di essere 100% tranquilli con la sua risposta alle nostre preghiere, sia quel che siano. In nome di tuo Figlio amato Gesù è che preghiamo. Amen. Amen. Possiamo alzarci in piedi, continuare il nostro momento di lode e adorazione.
porterò nelle mani e sulle montagne. Se sono sicuro o se dubbi ne ho, vedrò se son solo o se circondato. La mia lode è l'acqua che nega il nemico. Finché io respiro, ha motivo per rendere lode al Signor, l'anima mia. Lode al Signor, l'anima mia. Vedrò quando sento e quando non. Vedrò perché sto il controllo ce l'hai. La mia lode è un'arma molto più di un suono. E grido di lode crollare Gerico. Finché io respiro, motivo per rendere lode al Signor, l'anima mia. Lode al Signor, l'anima mia. Non tacerò, il mio Dio vivo è, non riesco a tener questo solo per te. Lode al Signor, l'anima mia. Lode al sovrano, lode che regni, lode al risorto che vinse la morte, lode al fedele, lode al vero, non c'è un altro più grande di te. Lode al sovrano, lode che regni, lode al risorto che vinse la morte, lode al fedele, lode al vero, non c'è un altro più grande di te. Lode al Signor, l'anima mia. Lode al Signor, l'anima mia. Non tacerò, il mio Dio vivo è, non riesco a tenere questo solo per te. Lode al Signor, l'anima mia. Avvisi veloci, potete sedervi un attimo. Primo avviso, 26 luglio alle 15, baby shower di Luigi. Sta per arrivare. Poi, domani ci sarà l'assemblea straordinaria delle nostre chiese. Quindi, se siete membri della chiesa, battezzati, tutto quanto, partecipate. La prima chiamata sarà alle 11:45 e la seconda alle 12:15. Prima 11:45, seconda alle 12:15. Di nuovo, se siete membri, battezzati, tutto quanto, partecipate all'assemblea. Per ultimo, i piccoli gruppi. I ragazzi da preadolescenti a giovani come le ragazze adolescenti con Marzia e giovani con Camilla, però non so in quante siete, magari fate insieme e poi vi organizzate, va bene? A posto?
Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai si manifesterà. Si sente la tua gloria in mezzo a noi. Grandi cose stanno arrivando. Inizia si sente la tua gloria in mezzo a noi. Grandi cose stanno arrivando. Inizia a Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai si manifesterà. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai si manifesterà. Si sente la tua gloria in mezzo a noi. Grandi cose stanno arrivando. Inizia a soprannaturare. Si sente la tua gloria in mezzo a noi. Grandi cose stanno arrivando. Inizia a soprannaturare. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai si manifesterà. Se l'adori lui si manifesterà, se lo chiami lui si manifesterà, se lo cerchi lui si manifesterà.